La sesta edizione del torneo Memis di tennis, terza e quarta categoria, ha visto un grosso impegno a parte anche di quello che è il comitato organizzatore, rappresentato stasera da Sergio Laneri, che ci parla un pochino di quante difficoltà si vanno a incontrare per organizzare un torneo che per voi chiaramente è molto oneroso, però grazie all'ausilio di decisamente parecchi sponsor e aficionados di questa accademia ha potuto prendere il via anche quest'anno. Sì, no, vabbè, diciamo che fondamentalmente il torneo dell'Accademia è l'evento, diciamo, anche più atteso dell'anno insieme al torneo di Natale, quindi comunque non è stato così difficile, insomma, perché comunque la famiglia Piu è famosissima, quindi come si organizza un torneo ci chiamano veramente in tanti. Quest'anno siamo arrivati quasi a 100 atleti e quindi ci fa molto piacere. Ovvio è che un po' di organizzazione c'è stata nella ricerca di sponsor, di aziende anche di integratori che ci hanno supportato anche con dei gadget che abbiamo rilasciato anche agli atleti, insomma cosa abbastanza gradita. Cosa importante è che questa è un'accademia che continua a lavorare soprattutto nel sociale, perché nella zona appunto dove è allocata l'accademia abbiamo saputo che ci sarà una crescita a breve di altri due campi, quindi diciamo che questa passione lunga 30 anni continua a dare i suoi frutti. E poi lo dice anche un ex atleta come Sergio, no? Oddio, ex atleta amatoriale con scarsi risultati, però l'importante è stare vicino allo sport, fare lo sport in abbondanza, perché lo sport è fondamentale per il benessere delle persone, per la salute interiore del corpo e della mente, quindi facciamo sport, poi i risultati sono la cosa che meno ci preoccupa, e soprattutto nel sociale. Ecco, vediamo come Carletto, la famiglia Piu organizza sempre, soprattutto con persone disabili, anche stiamo organizzando qualcosa con Gesù Nazareno, vediamo di fare anche delle cose carine nel sociale, che sono la cosa che più ci fa piacere, insomma, dai, al di là dei risultati.